Campioni friulani, campionesse di bob. Tra l'altro, insomma, uno sport particolare in cui vi cimentate, vincete, una passione e sacrificio. Sì, è un grande sacrificio, è uno sport molto interessante e particolare perché c'è sia il fattore fisico di spinta, in cui per fortuna c'è Tania che mi aiuta, e c'è anche un fattore anche dal mio punto di vista di guida essendo pilota, e quindi hai una visione sia di sport fisico ma anche mentale, quindi è molto molto bello. Importante il fattore spinta, l'ha sottolineato lei. Sì, perché bisogna avviare il bob spingendo bob a 2 da frenatore e da pilota, ci si praticamente dà la spinta per metterlo in moto e si cerca di correre il più veloce possibile. Si parlava di passione e sacrificio, tanto sacrificio per fare questo sport, anche per via delle strutture, no, che qua mancano. Beh, questo è un argomento, diciamo, scottante dell'ultimo periodo. Sì, mancano le strutture, adesso aspettiamo con ansia di vedere se riescono a finire la pista di Milano Cortina 2026. Logico che noi ci speriamo con tutte le nostre forze, anche perché il fatto di non avere strutture particolari in casa significa dover andare sempre all'estero per fare qualsiasi cosa, dagli allenamenti di guida, di spinta, eccetera, eccetera. Quindi è sicuramente un dispendio di soldi, anche questo, e speriamo che facciano la pista proprio per aumentare quello che è magari il bacino di utenza anche futuro della nostra disciplina, come quella dello skeleton e anche dello slittino. Perché questo è un grosso limite per chi vuole approcciarsi a questo sport. Sì, è difficile per un ragazzo giovane poter permettersi di andare all'estero per allenarsi, anche solo per provare. Non puoi provare uno sport fuori dall'Italia, è una cosa quasi impossibile da pensare. Quindi in questo momento siamo sempre stati presi come atleti formati, io e Tania veniamo dall'atletica leggera, e dopo aver fatto la nostra carriera da atletica leggera ci siamo spostati nel bob. Sarebbe bello poter far crescere dei ragazzi con questa passione fin da piccoli, cosa che purtroppo adesso non avviene.